Conquistare i 3 punti. È questo l'imperativo in casa FC Bassano 1903. Dopo la vittoria di mercoledì e l'approdo ai quarti di finale del Trofeo Veneto, per i giallorossi è tempo di rituffarsi in campionato. Domenica al Mercante arriva l'Eagles Pedemontana, formazione di Crespano del Grappa, che attualmente occupa l'11ª piazza della classifica, appena fuori dalla zona play-out. Vietato però abbassare la guardia e pensare che quella di domenica possa essere una partita facile. La batosta rimediata la scorsa settimana a Campo San Piero insegna. Archiviamo domenica scorsa, come sono andati il risultato, sono comunque 3 punti ok. Domenica un nuovo affronto contro l'Eagles Pedemontana, una squadra che abbiamo già trovato in Coppa, da non sottovalutare. Noi siamo pronti e dobbiamo fare i 3 punti assolutamente anche questa domenica. Oltre che con l'avversario, i bassanesi dovranno fare i conti anche con l'Infermeria. All'appello mancheranno sicuramente Gallina, Sartor, Cosma e Meneghetti. Difficile vedere in campo anche Bertollo e Frachesen, senza contare anche l'assenza di Xamin e Nacci squalificati. Anche domenica abbiamo collezionato un altro infortunio, siamo arrivati penso a quota 6, fortunatamente abbiamo un gruppo di 24 giocatori, siamo tutti affamati, tutti vogliamo remare verso lo stesso obiettivo, quindi dai, ce la facciamo. L'appuntamento dunque è domenica al Mercante, quinta gara casalinga della stagione, quella che ai più fedeli possessori della Kid Fan Card, riservata ai bambini tra i 3 e gli 11 anni, regalerà il pallone ufficiale dei giallorossi.